Sulla sospensione dal 1 al 22 agosto anche delle attività in regime di emergenza-urgenza del reparto di neurochirurgia dell'ospedale San Francesco di Nuoro e sulla chiusura dal 27 luglio all'11 agosto del reparto di chirurgia vascolare del nosocomio nuorese, comunicata con una nota del 20 giugno dall'ASL di Nuoro, interviene il consigliere regionale della Lega Pierluigi Saiu, che sulla questione presenterà un'interrogazione urgente all'assessore della sanità Mario Niedu per vedere se ci siano soluzioni al fine di impedirne la chiusura. La ragione della sospensione dell'attività, infatti, secondo quanto riportato nella nota della ASL, è costituita dall'impossibilità di superare le criticità determinate dall'insufficienza degli organici e dalla necessità di assicurare il rispetto alla normativa sull'organizzazione del lavoro, in particolare al fine di non compromettere la sicurezza delle cure. I medici, in altre parole, sono troppo pochi e mandarne anche uno in ferie, rileva Saiu, finirebbe per impedire la copertura dei turni. Stiamo parlando di 2 reparti di eccellenza del sistema sanitario regionale, ridotti a chiudere nel periodo estivo per mancanza di medici. Questo è stato causato dalla miopia delle scelte politiche di chi ha governato prima di noi. Il problema è stato più volte fatto presente all'azienda, che però in questi mesi non ha trovato di meglio che chiudere i 2 reparti nel periodo estivo, così da consentire al personale di andare in ferie nello stesso momento, sottolinea nella nota l'esponente della maggioranza. Il drammatico problema della sanità, così come l'abbiamo ereditata, così come ci è stata lasciata dal PD e dalla sinistra, sottolinea Saiu, è la cronica mancanza di medici e la chiusura dei reparti e presidi. Nella loro visione della sanità non c'erano al primo posto i malati o il personale che se ne prende cura, ma i tagli, non risparmi e le economie. Presenteremo un'interrogazione urgente all'assessore alla sanità per sapere se vi siano soluzioni possibili, conclude l'esponente della Lega. Stiamo lavorando insieme all'assessore alla sanità e alle altre forze di maggioranza su una riforma che sia in grado di impedire il ripetersi di situazioni come questa.